Va ora in onda la rassegna stampa. Cosa ci rimane? Dimmi un po' cosa ci rimane se non il bellissimo orologio a bottiglia di Radio Libertà, eh? La bottiglia pressofusa, schiacciata, 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 dentro all'interno un bellissimo orologio che fa proprio le 7:30. Ma dai, girano le lancette! Buongiorno da Sammy Varin, questo orologio lo trovate qui nei nostri studi di Milano, via Bellerio 41, chi ci viene a trovare vuole portarsi a casa qualcosa di veramente particolare, beh ragazzi, questo da mettere in cucina, da mettere anche in salotto, ci sta, se avete un salotto un po' retro, ci sta assolutamente ed è un bellissimo ricordo dell'unica radio rimasta ancora libera di chi rifiuta di imbarcarsi sulla flottiglia. Sì, sì, flottiglia, 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 ragazzi. Oggi è veramente dura, ma vi giuro che vi condurrò fuori da questa una cosa non mi viene niente con quel cavolata di flottiglia, perché oggi tutti i giornali parlano solo di flottiglia. Buongiorno da Sammy Varin, buongiorno a Simone, buongiorno a chi ci segue in automobile, da casa, chi sta già facendo le pulizie ascoltando Radio Libertà a tutto volume, lo so che ci siete, lo so. Buongiorno a chi non sta facendo assolutamente nulla, perché il bello a quest'ora è poter non fare niente. Certo, è bello, e allora pronti a tuffarci sui quotidiani? Peccato che non vi porto sui quotidiani italiani. Oh, bastardo questo Sammy Varin, assolutamente sì. Oggi non leggerò quotidiani italiani, ma dai, sei un deficiente, sei un deficiente. Allora, Le Monde titola questa mattina Plan Trump pour Gaza. Le Hamas sous pression. Le président américain a donné 3 ou 4 jours au mouvement islamiste palestinien pour répondre au plan de paix qu'il a proposé lundi. Avete capito tutto? Ma sì, chiaro. Si parla del piano di pace di Hamas. Oh, questa è l'apertura di Le Monde, Non è che Le Monde du Varenne, è Le Monde. Si parla del piano di Gaza, del piano di pace di Trump per Gaza e di Hamas che ancora sta nicchiando perché sono lì troppo impegnati ad applaudire la flottiglia. Questa è la prima notizia. Un po' più in basso, in centro pagina, ce que j'ai entrevu ce jour-là, c'est que l'ONU pourrait... Non ho capito niente. Comunque non parla certamente della flottiglia Le Monde. Sto cercando persino la vignetta, niente, parla di politica interna. E ragazzi miei, andiamo sulle Figaro. Les Européennes cherchent la riposte aux drones russes. I droni russi, ci vuole una risposta ai droni russi. Stiamo comprando un fracco di reti, sì, reti da pesca. Pare che sia la miglior soluzione, perché sì, sai che si possono intercettare elettronicamente, ma mica sempre. Se non lo intercetti, il drone ti viene e ti fa fuori, capito mi hai? Andiamo, non so, andiamo su Daily Mirror, niente, qui c'è uno straordinario filmato segreto che cattura i poliziotti solite che sono razzisti, eccetera, niente, zero, si dicesse una mezza frase sulla flottiglia, ma proprio zero, zero, zero. Ma c'è qualcosa che non funziona qui, c'è qualcosa che non funziona. Fammi vedere il Corriere del Ticino, che l'Echia du Pass sarà sicuramente molto molto manovra da 120 milioni e un futuro più fosco, e l'unica notizia che potrebbe portarci, l'Europa non è unita sulla difesa, si parla di guerra ibrida, i leader dell'Unione Europea si preparano, ma manca compattezza in merito al muro di droni, la stessa cosa che ti dicevo. Persino il Corriere del Ticino, che qui a 2 passi la Svizzera italiana, niente, zero. E
Cosa devo fare, ragazzi? Devo iniziare la rassegna stampa? Vi prego, aiutatemi. Mi inviate un messaggio di incoraggiamento? 3406709 me lo invii tu, Simone, se non mi scrive nessuno, mi invii un messaggio, fai finta di essere Giuseppina, no? E mi invii un messaggio. 3406709 sento una musica in sottofondo. Simone, la senti anche te? Cosa sta arrivando? Qualche cosa? Alza un po' che non riesco a capire. Sì. Ma questi sono gli ABBA. Sono gli ABBA. E allora, se arrivano gli ABBA, è proprio arrivato il momento. Ma perché? Perché devo farlo? Devo salire davvero sulla flotilla. Devo salire sulla flotilla con gli ABBA, ragazzi, e devo parlare di ciò che è accaduto questa notte alla flotilla. Ok. Israele abborda e blocca la flotilla, titola il Corriere della Sera. Israele ferma la flotilla su Repubblica. Sulla Stampa, flotilla, l'Italia si blocca. Il Resto del Carlino, flotilla, notte di proteste, scontro sullo sciopero. Il Fatto Quotidiano, i pirati di Netanyahu. Il Messaggero, flotilla fermata in mare. La Verità, Israele blocca la flotilla, i sindacati bloccano l'Italia. Il Giornale, flotilla, la farsa è finita. Libero, flotilla, crociera finita. Il Tempo, flotta continua. Il Domani, flotilla, il coraggio e la paura. Israele assalta le navi della pace. Il Manifesto, assalto nel buio. Il Riformista, irresponsabili. Il Secolo d'Italia, iniziativa irresponsabile. Il Gazzettino, la flotilla fermata in mare. L'Unità, grazie fratelli della flotilla. Il Mattino, l'abbordaggio della flotilla. La Notizia, la flotilla fermata illegalmente in acque internazionali da Israele e Netanyahu colleziona un altro crimine. Avvenire, finale in alto mare. Il Dubbio, sono arrivati. Le navi israeliane bloccano flotilla. L'Identità, game over. Il Secolo XIX, abbordaggio alla flotilla. Leggo, flotilla, fermato l'equipaggio. L'Opinione delle Libertà, Hamas con le spalle al muro. La Ragione, frangiflutti. L'Altra Voce, l'azzardo della flotilla. L'Edicola, blocco navale contro flotilla, Israele, solo provocazione. Vai con gli ABBA, vai con gli ABBA, vai con gli ABBA, facci godere, facci ballare, Simone! Baila, 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 baila! Pompa, 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 pompa! Baila la rassegna, baila la rassegna. Certo, con Sammy Varin è l'unica rassegna stampa dance. Poi ci sono quelli che mi vogliono imitare anche in Mamma Rai, Mamma Rai si diceva un tempo, ti fanno i TG con sotto pompa a pompa, che mi fa d'un ridere, ragazzi, la signorina che legge le notizie con sotto dance. Boh, almeno sulla Rai un po' di tranquillità. Oh, questa è Radio Libertà. Siete in
in libertà? Ma certo, io sono in mutande, per fortuna Simone mi inquadra soltanto il pezzo di sopra, ho un bel maglioncino verde speranza, spero, prometto, iuro, reggono l'infinito futuro. Vedi, ricordi sta cosa? Sono la tua prof di latino, buongiorno. Auguri a tutti i nonni, auguri a tutti i nonni, auguri a Papa Piero, che quest'anno è venuto a Pontida mio padre, qualcuno di voi l'ha conosciuto? Non l'ho detto a tutti perché se stavo lì ogni volta che qualcuno si avvicinava al gazebo, signore e signori, quello è mio padre, ogni tanto l'ho detto, certo, perché un po' di pubblicità a Papa Piero bisogna farlo, da qualcosa insomma mi avrà pure passato, dunque se sono qui a fare radio qualcosa c'è del DNA, c'è, però auguri a tutti i nonni, veramente, i nonni che ci lasciano un importante imprinting, che ci insegnano le cose, che non li caghiamo assolutamente quando ce le dicono perché non li sentiamo più neanche. Parlo dei giovinastri di oggi che con cuffiette e auricolari davvero non ascoltano noi genitori, i nonni sì li sentono ma per 35 secondi, non di più. Cosa è successo nella notte? No, perché la rassegna stampa è finita, non è che adesso pensate che cioè, non c'è più la rassegna stampa. La Repubblica apre con il sito elettronico di Repubblica: idranti e bombe stordenti contro la flotilla, fermati gli attivisti. La diretta, a proposito della diretta, io da buon giornalista chiaramente non ho dormito questa notte, no, ero troppo eccitato. Ancora adesso, quando è arrivato Simone, l'ho aspettato dietro il muro e gli ho fatto perché sono cicapeo, molto eccitato. Non riesco a fermarmi, perché è una cosa eccitantissima vedere questi con la telecamera in bianco e nero che sono lì tutti quanti seduti, che sembra più o meno quando arriva la polizia, che cosa fanno questi? Si sdraiano per terra, bloccano il traffico e aspettano di essere portati via. La stessa cosa. Problema che ieri c'è stata questa sindrome collettiva di noi giornalisti che ci siamo eccitati nel fare una diretta notturna che non finiva più, che parlava solo di flotilla, ma ti giuro, cioè Sky erano completamente drogati di flotilla e c'erano sempre ste immagini delle telecamere in bianco e nero dicendo adesso succede, non succedeva assolutamente nulla, erano seduti lì belli tranquilli che fumavano, scherzavano, poi hanno iniziato a inquadrare le braccia di quelli che erano imbarcati sulla flotilla. Perché? Perché avevano scritto il numero di telefono dell'avvocato, e certo, pagato da noi chiaramente, al quale rivolgersi poi. Tranquilli, comunque non è successo assolutamente nulla. Eravamo tutti molto preoccupati noi giornalisti, guarda il Corriere, Israele aborda la flotilla, gli attivisti, 19 barche intercettate, altre 23 in navigazione verso Gaza, il blitz, soldati a bordo e idranti. Si vedono pochi secondi di un soldato israeliano che aiuta signori, aiuta la Greta Thunberg a mettersi il giubbetto. Mai visto una roba del genere? Gli porge la bottiglietta d'acqua e insomma capite anche voi che forse gli abbiamo dato un po' troppa importanza qua in Italia. A giudicare dalle altre prime pagine dei giornali nel mondo, siamo gli unici a fare una cosa del genere. Perché secondo domandona, fatemi un sorrisone, dai, sorrisone, sì! Perché solo qua in Italia abbiamo dato tutta questa importanza alla flotilla? Sarà perché ti amo, migliaia in corteo a Roma e Milano, stazioni occupate a Napoli, a Torino, e CGIL e USB domani fanno lo sciopero generale, e Salvini valuta di precettare, cioè non esiste proprio. Allora, mi date un vostro responso? Qualcuno mi sta scrivendo, guarda che non sono le versioni originali. Certo che non sono le versioni originali, ma assolutamente, così come questa flotilla non ha proprio niente di originale, perché il loro modo di fare è tipico dei sinistrorsi che bloccano il traffico, le strade, che non rispettano le leggi, che si sdraiano per terra, certo.
La non violenza dei sinistrorsi. Appena ti giri però ti ritrovi che ti spaccano il cranio da dietro. Dici, no, quello lo fanno solo in Ungheria, gli antifascisti che poi vengono promossi in Europarlamento, dai. Mi scrivete 340670969, perché altrimenti anch'io blocco tutto, Io blocco tutto, ragazzi, io mi fermo. Io adesso mi metto lì di fianco a Simone, bello tranquillo in regia, e mi guardo il filmetto, ma certo, mo dico ben. Santa polenta. Comunque sappiate, ieri 30 millesimi di secondo dopo che si è avvicinata la prima nave israeliana, motovedetta israeliana, alla prima navicella della flotilla, erano passati forse 10 secondi. Mi è arrivata la mail dell'USB. Oh ragazzi, ma sono sveglissimi. Il sindacato USB che proclamava lo sciopero generale perché hanno abbordato la flotilla. 30 secondi dopo la CGIL e subito dopo centinaia e centinaia di persone, ma li vedete qua sul sito, guarda, hanno cominciato a bloccare le stazioni in tutta Italia, sono scesi anche gli studenti in piazza, che io dico ma sono impazziti, guarda che non è orario scolastico, che cazzo fate a quest'ora? E fa niente, protestiamo lo stesso, sono andati avanti a protestare, chiaramente protesteranno anche quest'oggi. Mi è arrivata, eccola qua, aspetta un po', te la leggo, perché visto che giustamente siamo in diretta, mi è arrivata anche l'unione degli studenti, che anche nella mia zona siamo l'unione degli studenti. Volevamo, ma chi è mio figlio questo? Volevamo c'ho un figlio nella flotilla, cazzo, che la mattina del 3 ottobre davanti al parco Ugo Foscolo, non so dove sia, però ci sarà pure un parco Ugo Foscolo di dove, via Luciano Manara, vicino al Candiani, siamo nelle scuole dell'Interland di Varese, faremo un presidio in continuità con il presidio del 22 settembre, non sapevo che ha fatto un presidio, di tutte le altre manifestazioni che hanno avuto luogo negli ultimi giorni in occasione dello sciopero nazionale indetto dal COBAS, sindacato, e continueremo a manifestare anche a Busto Arsizio. La situazione attuale del genocidio in Palestina e della minaccia alla Global Flotilla sta peggiorando ogni giorno che passa. Chiamiamo gli studenti a scioperare in continuità allo sciopero del 22 per mandare un chiaro messaggio. Qual è il chiaro messaggio? Gli studenti non staranno a guardare mentre lo Stato di Israele perpetra un genocidio contro il popolo palestinese, capito? No, non è chiaramente mio figlio, però sono le scuole della provincia di Varese che fanno sciopero anche loro, e naturalmente lo faranno soprattutto il venerdì, perché il venerdì è magico, come direbbe qualcuno, per fare sciopero. Santa pazienza, santa polenta, per fortuna che Sammy Varin c'è, e allora parto con il quotidiano Avvenire, che ha proprio il finale più poetico, più dolce, più romantico, finale in alto mare, che fa anche ale are, fa ridere, no, è serio, e ricorda anche qualche film drammatico. Peccato che non sia successo assolutamente nulla, ragazzi. Peccato che ciò che ha fatto la flotilla non serviva assolutamente a niente. Lo hanno ammesso, lo ha detto anche il Bruno Vespa, che adesso è nei casini come non mai, perché insomma gli ha fatto ammettere che praticamente non li volevano portare gli aiuti ai poveri palestinesi, ma volevano soltanto forzare il blocco. Era questo che volevano. Sono i nostri eroi, qualcuno dice su un giornale di sinistra quest'oggi, solo loro hanno fatto qualcosa, quelli della flotilla. E addirittura su un altro giornale scopriamo, ma adesso ci arrivo ragazzi, bada bene, io non vi annoio con la flotilla, ma vi dico le cose che dovete sapere. In un'altra intervista scoprirete che non c'è più neanche un porto a Gaza, e che quindi quelli della flotilla non avrebbero neanche potuto sbarcare. Finale in alto mare, il titolo di Avvenire, ok? E basta, pensate che vada avanti? Assolutamente niente, zero. Israele abborda e blocca la flotilla. Vedete tutte queste immagini
in bianco e nero, noi giornalisti ce le siamo slurpate tutta la notte, eccitatissimi, quelli di Sky TG, ma anche quelli della Rai, chiaramente. Strano che Rai 3 non abbia fatto una diretta, ma probabilmente, sai, lì lo stipendio è quello che è, quindi per fare 5 minuti di straordinario notturno, chissà cosa chiedevano. Ci siamo slurpati tutte queste foto in bianco e nero delle webcam che ci sono sulle navicelle della flotilla e non succedeva assolutamente nulla. Sono andati avanti per ore a dire ecco adesso no, però la situazione è calma, non succede assolutamente niente. Ci fosse un'immagine di un soldato israeliano che arriva lì e gli dice oh cazzo vuoi a quelli della flotilla, niente, zero. L'unica immagine che c'è è appunto il soldato che aiuta la Greta Thunberg a mettersi il giubbottone, perché sai, Greta Thunberg non è mica un filino, è un po' grossa, allora non ce la faccia. Dai, porca paletta. Comunque, Israele abborda e blocca la flotilla, il titolo del Corriere. La marina israeliana ha bloccato la flotilla che si stava dirigendo verso Gaza. Gli attivisti sono stati fermati e verranno trasferiti ad Ashdod. E la cosa incredibile è che il nostro ministro degli esteri sapeva già tutto, Tajani, troppo avanti, aveva già parlato con gli israeliani, gli avevano già raccontato come andava a finire la situazione e lui immediatamente, come una guida turistica, ci ha immediatamente spiegato che saranno fermati e verranno trasferiti poi ad Ashdod e naturalmente rimpatriati. Non so se gli paghiamo il volo, questa è una cosettina che non tutti sanno. Poi saranno espulsi dal paese. L'abordaggio delle forze israeliane è avvenuto a 70 miglia dalla striscia, scoppiano proteste nelle città italiane, cortei e tensione. Ecco, una cosa che secondo me, a parte il messaggio della flotilla, appunto, chiaramente che questi di Israele stanno esagerando con i palestinesi, stanno uccidendo persone che non c'entrano niente. È come se noi, adesso vi faccio un paragone sbagliatissimo, toppatevi le orecchie, è come se noi, ascoltami Simone, che cavolo, e basta schiacciare bottoni, non schiacciare più niente per un attimo, è come se noi per uccidere la mafia, l''ndrangheta, la camorra, i boing, andassimo al sud con un mitragliatore e sparassimo a tutti i meridionali. E vuol dire, abbiamo fatto il lavoro sporco, ma l'abbiamo fatto. Io, secessionista convinto, non farei mai una roba del genere. Cioè, io ero pronto a salire sul carro armato, ma stando qui al nord. Non certo andando al sud a uccidere la povera gente. Ecco, il mio paragone è sbagliatissimo, adesso potete stopparvi le orecchie, e questo forse Israele è esagerato perché per vendicarsi, e la vendetta è già una cosa brutta secondo me, già la vendetta, sarebbe stato bello che avessero detto vi perdoniamo ma non fatelo più, sì, col cazzo, per vendicarsi hanno ucciso un fracco di gente perché comunque sicuramente, ed è vero, tra questi ci sarebbero stati dei terroristi o perché questi palestinesi alla fine si sono un po' fidati dei terroristi, come i meridionali con i mafiosi, indranghetisti, camorristi, dove non arriva lo Stato, quindi dove non è arrivata l'autorità palestinese o dove gli israeliani non ti hanno dato abbastanza da mangiare o da lavoro, è arrivato Hamas. Cosa ne pensate di questo paragone? Non è per niente bello e chiedo scusa. 340670969, ma questa radio si chiama Radio Libertà. Se avete scelto la non rassegna stampa di Sammy Varin e perché volete farla strana questa giornata, e in effetti è molto molto strana, soprattutto perché, bada bene, ve l'ho detto, siamo gli unici in Italia che dedicano ogni apertura di giornale e almeno una decina di pagine. Fammi vedere il Corriere quante pagine dedica alla flotilla. Allora, la prima pagina, poi pagina 2, i soldati a bordo e gli idranti, il blitz che ferma la flotilla, attenzione a domande e risposte perché questo è interessante, sarà la prossima bolla che esploderà. L'IDF, quindi i soldati israeliani, avevano il diritto di agire in quelle acque internazionali, però c'è una guerra in corso. Chi decide sui transiti? Pagina 2 si parla di questi patti internazionali, le trattative e le violazioni, e la risposta del Corriere è no.
E quindi la prossima bolla che esploderà sarà proprio questa cosa. Ecco gli israeliani hanno abbordato le nostre navi e non potevano farlo, capito? L'attacco ora per ora, comando in azione con le motovedette e i gommoni veloci. Io prendevano i gommoni lenti adesso. Coinvolti i servizi segreti. Ora la consegna alla polizia, poi l'espulsione o il tribunale. Attenzione, attenzione, ecco la fotografia importantissima. I militari di Israele sono saliti sulle barche della Sumulflotia, anche su quella di Greta Thunberg, e si vede il soldato che porge il giubbetto a Greta Thunberg, quindi anche un momento di cortesia che non ci saremmo assolutamente aspettati. C'è il cardinale Zuppi, è chiaro, sia rispettata la dignità e non ci sia uso di violenza. C'è AWS e violano il diritto internazionale. Meloni inizia ad accusare Netanyahu, signori, Fratoianni, che notte insonne, Fratoianni. Ma c'è Scotto, ma quanto scotta, siamo sereni. Sono acque palestinesi, il blocco è illegale, capito? Quindi non erano internazionali, ma sono acque palestinesi e gli israeliani erano nelle acque palestinesi. Però c'era anche una guerra in corso, ragazzi miei, cioè stiamo qui a tirargli le orecchie adesso gli israeliani. Sì, fatto sta che sul Corriere c'è un'intervistona anche oggi a Scotto, non Pino che suona e canta, ma il deputato Arturo Scotto, che è stato con Bersani e D'Alema tra i fondatori di Articolo 1, partito nato da una costola del PD, in cui poi è nuovamente confluito 2 anni fa perché se no moriva di fame. È chiaro che lui sta sulla barca anche lui e quindi sarà stato arrestato anche lui. Chi lo sa? Perché non sappiamo ancora chi è stato arrestato e chi no. Nel centro di Roma migliaia in corteo, stazioni occupate a Napoli e Torino, e questa cosa ha fatto vedere anche la potenza della sinistra. Sto dicendo un'eresia, ditemi un attimo, cioè passati 50 microsecondi che la prima nave della flotilla è stata abbordata, subito la mail dell'USB, passata neanche mezz'ora c'erano le immagini di tutti questi giovinastri che inondavano e bloccavano le stazioni. Ieri sera, ragazzi, quindi i giovinastri erano lì come in una gara, pronti, no, sulla linea del via a occupare le stazioni. Le scuole certamente occupate, che uno dice ma che cavolo fate qua, sono le 10 di sera, le lezioni cominciano domani, e domani che dovete bloccare le lezioni. Ditemi o no se non è stato un messaggio politico dicendo guarda che la sinistra è qua e adesso vi blocca, non potete fare più niente se non votate PD. Sempre sul Corriere, l'accusa di Meloni, i responsabili, non c'entra la questione umanitaria, l'allarme del Viminale, il piano imponente per il maxi presidio a Roma con Piantedosi che dice confido che non vogliano usare la violenza, voi ci credete? E poi la polemica su Rai 1, ragazzi, sono sempre sul Corriere, siamo a pagina 7, ve ne fottete, Vespa in TV contro lo skipper ed è polemica. Quella frase, chiaramente, se non l'avete sentita, cercatela su YouTube, non ve ne fotte niente di dare gli aiuti ai palestinesi. Voi volete stabilire un canale diretto che, come sapevate già, Israele non vi permetterà mai di aprire. La risposta data da Bruno Vespa, uno degli skipper della Global Sumulflotia, il barese Tony La Piccirella, diventato un must, chiaramente, La Piccirella, collegato l'altro giorno con Porta a Porta, ha sollevato le critiche di PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, dei 2 consiglieri di opposizione del CDA Rai, di quello dei dipendenti, oltre che tantissimi commenti indignati sui social. Vespa aveva chiesto perché non è stata accettata la proposta del cardinale Pizzaballa di lasciare gli aiuti a Cipro e affidarsi a loro per portarli a Gaza. La Piccirella aveva spiegato che l'obiettivo della missione era un altro: contavamo sul rispetto del diritto internazionale e dell'aiuto degli stati che si dicono civili. Fatto sta, alla fine non gliene fotteva nulla di portare quel poco cibo che avevano a bordo, che hanno a bordo, ai palestinesi, ma volevano esclusivamente forzare il blocco per dare un segnale. Quindi, signori, anche un po' la flotilla dei sognatori. Sì, torniamo sull'argomento, ma tra poco soprattutto i vostri messaggi. Siete caldi? 340 6709 659. Restate lì, c'è la canzone indipendente
sentite con il pianista Sam Giacomozzi. Non ci crederai, ma questo pezzo di Sam Giacomozzi si intitola Non so che fare ed è più o meno quello che noi questa mattina sentiamo, non sappiamo, non so più cosa fare, non c'è più niente da fare. Buongiorno, Sammy Varin. Sì, oggi siamo. È una sensazione. Ditemi che umore siete. È una sensazione strana, capito? Fare rassegna stampa in Italia quest'oggi, leggendo i quotidiani, perché siamo gli unici al mondo che dedicano pagine e pagine, comprese tutte le prime pagine, alla flotilla, all'abbordaggio della flotilla, a queste cose qua che. Cioè, nessuno ne parla, non gliene frega niente a nessuno, perché poi era già successo anni fa, ragazzi miei. E però qui si va contro il governo del centrodestra, il governo della Meloni, di Salvini, di Tajani, e quindi politicamente è una cosa bellissima. Si fa vedere come la sinistra ci tenga a queste cose, sia sognatrice, sia contro il genocidio, contro Israele che fa queste cose brutte. Ciao caro simpaticone, non me ne frega niente della flottiglia di fanatici manichei e dei palestinesi. Viva Israele sempre! Beh, io non sono del tuo parere, io sono anche con i palestinesi, ragazzi miei, quelli che non hanno fatto niente, te l'ho detto, andare lì e sparare a tutti quanti, sinceramente non è una roba normale questa cosa. Certo, qualcuno dice, però tra questi c'erano moltissimi terroristi, quindi se spari al bambino, spari al ragazzino, magari becchi anche il terrorista di fianco, o comunque questi negli anni si sono fidati dei terroristi. Dove non arrivavano gli aiuti israeliani o il governo della Palestina, che non è che abbia fatto molto in questi anni, arrivava Hamas, e quindi alla fine bisognava ringraziare Hamas e magari votarlo perché ci aveva procurato l'acqua, il cibo, il lavoro, capisci? Sammy, bravo Sammy, la flotilla è una cagata pazzesca, ci ha rotto i capasiti, questa è ridondanza, fantoziana, ma anche del nostro direttore Sallusti, che sentirete poi questa mattina alle 9:30. Ciao Sammy, sono sconsolato, ma perché noi italiani siamo una cacca, per non dire altro? Tutto questo casino da sinistra perché sono in forte astinenza di potere, ma c'è da sperare che nelle prossime elezioni facciano Karachiri. Ma caro Enzo, basta vedere cosa è successo nelle Marche, la Gazza Cola gli è rimasta sul groppone, e in Calabria nelle prossime ore sai
sai benissimo che si ripeterà con lo stampino quello che è accaduto nelle Marche, quindi vincerà il centro-destra. La sinistra perde le elezioni e comincia a fare casino. Sammy, ma qual è la notizia? Ci scrive Silvio. Complottista padano, di questa poltiglia non me ne frega nulla, è vero. Vai Sammy, dimmi di tutto, ma basta flottia. Buongiorno Sammy, si può sapere quanto è costato tutto questo? Sai che è l'unica cosa che non scrivono i giornali quest'oggi? Rassegna stampa. Mi sembra di essere al mercato del pesce. Non si capisce nulla. Kainarca ritorna, guarda, sono il primo che lo evoco. Kainarca appari, se ci sei batti un colpo. Batte Kainarca, ma dopo le 10:30, ragazzi, la sua trasmissione arriva intorno a quell'ora. Si è spostato appositamente più avanti per fare una trasmissione bella con l'approfondimento che vuole lui, e noi invece qui siamo obbligati a fare rassegna stampa. Vedi come sono obbligato, eh? Ciao Sammy, se non siamo in grado di fare una grande manifestazione a livello nazionale di persone normali, questa è Vannacciana, ragazzi, contro questa situazione di follia, mi spiace ma abbiamo già perso. Purtroppo i sinistroidi in questo sono imbattibili. E Dani, hai ragione, l'abbiamo lanciata come Lega il 14 febbraio, la faremo una manifestazione. È chiaro che bisogna riconoscere, signori, che questa sinistra comunque è molto reattiva. Tu dici, sono tutti drogati, sono molto reattivi. Cioè, te l'ho detto, un minuto dopo che è stata attaccata, abbordata la flotilla, questi erano già in piazza a urlare. Oltre l'80% dei Gazawi rivendica il 7 ottobre. Della Pergola c'è un asse con i terroristi, così riferisce il professor Sergio della Pergola sul Riformista. Direi che un'opinione attendibile, ci scrive Gianluca. E ancora, buongiorno Sammy, flotilla decima Hamas, hai capito? Buongiorno Sammy, ma adesso gli eroi della decima Hamas, quando rientrano in Italia, Dio mio, è vero che questi poi ritornano? Mamma mia, verranno arrestati, sì, saranno su tutti i telegiornali, nei talk show, ci sarà una nuova entrata nel Grande Fratello, Scotto che entra nel Grande Fratello a benedire la flotilla anche da lì. Visto che hanno violato l'articolo 244 del codice penale, chiedo per un amico, Salvatore, non ce l'ho presente quell'articolo, però vabbè, buongiorno, anche questa sceneggiata volge al termine. Tu dici, Mario, non dimentichiamo tutti i palestinesi morti, ma non dimentichiamo da cosa è partito il tutto. Meno male che abbiamo Salvini, impedisca lo sciopero di Landini, e la Meloni che dice quello che pensa e pare piaccia agli italiani. È vero, Salvini lo ha detto, c'è profumo di precetto per domani, perché domani non lo sapete, ma c'è un altro sciopero generale proprio perché è stata abbordata la flotilla. Che palle sta flotilla, dice Marco. Abbiamo dato troppa importanza perché i sinistronzi devono attaccare il governo, e quando i naviganti verranno rimpatriati cosa succederà? Attaccheranno Palazzo Chigi? La Meloni ha pienamente ragione, se al posto della Meloni c'era la Schlein eravamo già in guerra con Israele. Bravo Marco, mi fermo e torno ancora sul Corriere, ragazzi, perché eravamo a pagina 8, signori, sì. L'attesa per la risposta di Hamas, Katz, Gaza City ormai è accerchiata. E poi chi sono i capi del gruppo? Il Consiglio dei Cinque che può negoziare la pace. E ancora, piano di pace, siamo a pagina 9 del Corriere, piano di pace, le mozioni in aula. Oddio, oggi c'è aula, è vero, ci sono le mozioni. Oggi faranno un casino della miseria in aula, si butteranno per terra, faranno esplodere petardi, vedrai che casino. Schlein dice non si può votare contro. Vediamo quante emozioni avrà la sinistra. Ci sono contraddizioni, ma è un'occasione imperdibile, per questo bisogna dire sì. Questo è Del Rio del PD che dice è importante un segnale dell'intero Parlamento. Secondo lei il Parlamento italiano dovrebbe dire un sì unanime al piano per la pace di Trump per il Medio Oriente? Sì,
Ci sono vari motivi per andare in questa direzione. Il primo è che l'emergenza vera dei popoli palestinesi israeliani è la pace. Chiunque la porti, un partito come il nostro che vuole la pace, non può farsi sfuggire occasioni irripetibili che vanno appoggiate con tutta la forza della diplomazia italiana, perché prevedono il cessate il fuoco. Il secondo è politico e poi va avanti. Del Rio, che è uno dei più intelligenti del PD, ti immagini gli altri, che vogliono votare sì, almeno i del Riesi, è l'interrogazione di Maria Teresa Meli a Del Rio. La trovate sul quotidiano Il Corriere a pagina 9. Vi sto facendo vedere che almeno 10 pagine su tutti i giornali sono sulla flotilla, ma la cosa che più dà fastidio è che ci dimentichiamo dell'Italia, di come va l'Italia, delle problematiche dell'Italia. Poi giri la pagina al Corriere, chi intervista quest'oggi? Maria Giovanna Elmi. Magari sarò intervistata anch'io qualche mese fa. Presentai senza alcun cachet il primo Sanremo a colori. Andreotti, scusate, Andreotti mi chiese di intervistarlo. La Hepburn volle il mio autografo. Dai, li vogliamo tanto bene a Maria Giovanna Elmi e perdoniamo il Corriere che ha dedicato tutto il giornale alla flotilla. Tieni il Fatto Quotidiano che titola I pirati di Netanyahu. Capito, Miai? Non sono pirati quelli della flotilla, sono pirati quelli di Netanyahu. Arresti e ricatto, o confessate o un mese in cella, virgolettato. Wow! Blitz di Tel Aviv, 43 barche abbordate, 500 attivisti fermati, poi il diktat, ammettano di aver invaso le acque israeliane. Eccola qua, la roba potente, perché non erano acque israeliane, ma erano palestinesi. Andiamo sul giornale, signori. Flotilla, la farsa è finita. La Marina di Israele aborda le navi, Propal scortati a riva, poi espulsi, bloccate le stazioni. Domani sciopero, Salvini pronto a precettare. A Palazzo di Giustizia ieri Albanese show in tribunale, forze dell'ordine fasciste, ha detto l'albanese, che ha detto anche robe ancora più gravi, che i terroristi di Hamas bisogna capirli. Attenzione, che questo è il futuro, guardala qua, la vedi in radiovisione l'albanese, questa è il futuro. Francesca Albanese, rappresentante ONU per la Palestina. È il futuro, non ho finito la frase, del PD. 6 bambini morti a Gaza valgono più di quelli di Kiev. Il walk dei soccorsi, la meditazione oggi sul giornale è di Filippo Facci. L'opposizione si spacca sullo Stato di Palestina. Augusto Minzolini ci ricorda le mozioni che ci saranno questa mattina, trattative sulla mozione sul piano di pace per Gaza. Schlein e Conte tentati dall'astensione, i riformisti Dem spingono per l'accordo, ok? Alessandro Sallusti, il suo editoriale si intitola Avete rotto, ora occupiamoci di cose serie. Diciamo le cose come stanno. Il caso Flotilla è stato ed è un caso di cronaca tra il costume e lo spettacolo, per fortuna non nera, e come tale andrebbe seguito. Parliamo di qualche decina tra sognatori e amici di Hamas che hanno deciso di mettersi nei guai dichiarando guerra ad Israele. Nulla di più, nulla di meno. Non è vero che erano in missione umanitaria, altrimenti avrebbero scaricato i loro pochi scatoloni di provviste, probabilmente già andati a male, a Cipro, che via Vaticano le avrebbe fatti avere ai destinatari. Non è vero che avevano a cuore il destino del martoriato popolo palestinese, altrimenti in queste ore avrebbero dovuto chiedere ad Hamas di accettare il piano di pace, condiviso anche dai paesi arabi, che metterebbe immediatamente fine alla guerra. No. La flotilla navigava con il dichiarato intento di mettere in difficoltà l'Occidente e la sua vera arma è stata quella mediatica. Paginate sui giornali, dirette social e televisive, manco stessimo parlando dello sbarco dell'uomo su Marte. E avete visto solo sui giornali italiani. In altre parole, hanno provato a dettare l'agenda politica, a ribaltare la gerarchia dei problemi reali, oltre ovviamente a far passare i terroristi di Hamas come vittime. Ma vogliamo dirlo?
Chi se ne frega di 4 compagni senza arte né parte, solo loro possono permettersi mesi di vacanza dal lavoro. Di Ilaria Salis in cerca di visibilità, gloria e seggi dorati al Parlamento europeo. Abbiamo tifato ovviamente per la loro incolumità fisica, ma anche basta. È il momento che l'informazione italiana, noi compresi, e la politica riportino le cose alla loro giusta dimensione. Del resto siamo l'unico paese al mondo ad aver dato tanto clamore all'impresa. All'interno pubblichiamo le prime pagine dei più importanti quotidiani europei, anche quelli di sinistra, in edicola ieri. Su nessuno di essi compariva il nome Flotilla. Non certo per censura, bensì per l'irrilevanza oggettiva del fatto. L'irrilevanza tanto maggiore se si pensa che in queste ore si stanno davvero decidendo le sorti della guerra. Lasciamo volentieri a Landini, che da tempo non si occupa dei lavoratori, il compito di trasformare una pericolosa pagliacciata nello spartiacque della storia. Cercavano il morto facile, gli sarebbe bastato un ferito, non sapendo occuparsi dei problemi ben più importanti che incombono. Questo è il quotidiano Il Giornale con il direttore Alessandro Sallusti, titolo importante sul giornale che interessa chi magari vuol parlare di qualcos'altro che non sia la flotilla. Oggi in Consiglio dei Ministri l'Italia torna al nucleare. Ecco il piano. Interessante il giù la maschera di Luigi Mascheroni. Guarda un po', c'è un argomento similare nel giù la maschera di quest'oggi sul giornale e un altro editoriale sempre nella stessa posizione di un quotidiano di sinistra. L'oggetto è lo stesso. La gentile dottoressa Francesca Albanese. E ci scusi se non rivolgiamo a lei come avvocato, da parte sua aver abusato del titolo più che una macchia sul curriculum è stata una macchietta di carriera. Noi la perdoniamo, ma queste cose non le deve più dire, scrive Mascheroni oggi sul giornale. Quello che è successo domenica al Teatro Valli di Reggio Emilia, di cui si parla da giorni, è davvero da non ripetere. Quando il sindaco della città, peraltro del PD, premiandola, ha condannato i crimini di Israele e poi ha semplicemente chiesto la liberazione degli ostaggi da parte di Hamas, non solo è stato fischiato dai suoi supporter, ma è stato umiliato da lei che ha riso, ha scosso la testa e poi, con un modo di essere veramente perfido, gli ha detto: io la perdono, sindaco, ma queste cose non le deve più dire, perché aveva parlato come la Meloni, secondo lei, no? Perché ha aggiunto: i terroristi bisogna capirli, ha detto così la Francesca Albanese. Sono riusciti a portare la Palestina al centro della discussione. I terroristi. Hamas, insomma, ha fatto anche cose buone, certo. Domanda: perché nessuno del PD ha difeso il proprio sindaco e ha preferito col silenzio avallare le parole di questa Vannacci di sinistra a sinistra? Oddio, questa Mascheroni te la potevi anche evitare, eh? La Vannacci di sinistra a sinistra, la Francesca Albanese. Signora Albanese, sinceramente non sappiamo se di lei siano peggio le faccine, il fanatismo, la spregiudicatezza. L'altra sera a Reggio Emilia si è presa, non metaforicamente, la scena. Conoscendo l'Italia, temiamo che lei possa presto giocare un ruolo devastante in politica e purtroppo non bisogna mai sottovalutare la capacità della sinistra di scegliere per i posti migliori le persone peggiori. Per proseguire il discorso, vi porto su un altro quotidiano, non certamente di destra o di centrodestra, perché insomma mi ha fatto comunque pensare che si potesse fare qualcosa di meglio. Dice: ma parliamo dell'Albanese anche da altre parti? La risposta è sì, si parla dell'Albanese ovunque e sui giornali quest'oggi. Se non c'è la flotilla, c'è Albanese. Ecco il Corriere con Massimo Gramellini. Puri e dispari il caffè di Gramellini.
C'è questo sindaco di Reggio Emilia dall'area mite, un medico di nome Marco Massari, eletto nelle liste del centro-sinistra. Sul palco del bellissimo Teatro Valli sta consegnando alla relatrice dell'ONU Francesca Albanese la più alta onorificenza della città, il primo tricolore. Nel discorsetto di rito esprime l'immancabile auspicio che la fine di quello che lui stesso definisce genocidio e la liberazione degli ostaggi creino le condizioni per la pace a Gaza. Nella mia evidente dabbenaggine, scrive Gramellini sul Corriere, mi sembra una frase persino scontata. Invece il pover'uomo viene subissato dai fischi e dai buh di una parte della platea, mentre Albanese si copre il viso con le mani, come se avesse appena ascoltato una bestemmia. Poi prende la parola per sgridare colui che la sta premiando. Lei ha sbagliato, gli dice, ma io la perdono, a condizione che prometta di non dirlo mai più. Di non dire che cosa? Che tutte le vite in gioco sono uguali? Secondo Albanese la sua claque fischiettante, per meritare la patente di sinceri democratici non basta più nemmeno affermare che quello di Netanyahu è un genocidio. Bisogna proprio evitare di nominare gli ostaggi, che lei peraltro chiama coloni, altrimenti si è conniventi con il governo di Israele, e io aggiungo anche con quello italiano, e condannati a fare pubblica autocritica. Sulla faccia contrita e smarrita del sindaco Piddino, dico io, di Reggio Emilia, si poteva leggere l'eterno dramma della sinistra. Per quanto tu faccia il puro, ne trovi sempre uno più puro di te, che ti è pura. Tanta da da! Massimo Gramellini la pensa come Mascheroni. È una notizia, si era messi d'accordo, lo so. Dai, commentate ragazzi, vi voglio. Il mercato del pesce vuole anche il vostro. Che brutta questa, il vostro pesce. Nel senso che voglio il vostro porto. 3406709 censuratemi pure, non ho paura. A pagina 6, siamo sul giornale, delirio anti-Israele. Ora un italiano su 6 giustifica atti ostili contro prof ed ebrei. E chi c'è in fotografia? Chi c'è? L'ambiziosa relatrice ONU Francesca Albanese in un recente bagno di folla. E te l'ho detto, questa è davvero diventata la star. Albanese star in tribunale. Cosa ha detto ieri la relatrice ONU acclamata al Palazzo di Giustizia per un evento? Ha detto che le forze dell'ordine sono fasciste. Ogni giorno una frasettina, signori, e chissà che il PD possa vincere in Calabria. Che ne dite? A pagina 12, ritratto della sinistra a mano armata e le istruzioni per fermarla. Interessante questo articolo. Ragazzi, facciamo con Christopher Rufo un riassuntino. I nuovi gruppi ideologici e violenti di chi combatte dall'interno il modello occidentale non sono centralizzati. È una rete di fondamentalisti. E ti spiega in questo paginone anche come fermare questo fenomeno. Quindi, signori, se siete interessati, oggi il quotidiano Il Giornale è vostro. È vostro soprattutto perché è l'unico che ha il coraggio, ragazzi, di portarsi avanti e di ricordare che oggi arriva sul tavolo del Consiglio dei Ministri il DDL delega sul nucleare. L'Italia torna al nucleare. Ecco il piano. Picchetto, questa è la chiave per la sicurezza nazionale. Informeremo le comunità. Tutti gli interventi saranno dichiarati di pubblica utilità. L'interesse nazionale prevarrà sui veti locali, valutata l'istituzione di un'autority ad hoc. Signori, solo sul quotidiano Il Giornale si parla di nucleare. Vado su Repubblica, dai, no, ve la meritata. Israele, ve la meritate. Israele ferma la flottiglia, ok? Ma subito di spalla, proteste nelle città, CGIL USB, domani sciopero generale. Meloni sono i responsabili, la loro è una provocazione. Ma Maurizio Molinari si occupa anche dello shutdown e la sfida elettorale di Trump, come al solito succede sta cosa, ogni
ogni tot anni, stavolta è successo davvero, ma perché? Perché volevano usare i soldi per gli immigrati, io lo so. Jane Goodall, la signora degli scimpanzé, ci ha lasciato, animalisti in lutto, ma io vi porto subito all'interno del quotidiano Repubblica, tranquilli, non vi annoio con la flotilla, e come no. Le voci, Greta e gli altri dicono: ci stanno assaltando, non ci faremo intimorire. Prima dell'arresto gli equipaggi scrivono i numeri dei legali sul proprio corpo, nel caso ci sequestrino tutto. Ah, a proposito, hanno buttato i telefonini a mare anche questa volta. Sì, tanto non inquinano, sono telefonini ecologici. Di fronte ai soldati formano cuori con le mani. C'era anche Thunberg. Israele sta bene. Sta bene chi? Ah, sta bene la Thunberg, sì. La nostra inviata Francesca Caferri, nella striscia li aspettavamo, solo loro hanno rischiato per noi. Non vi leggo tutta l'intervista con Francesca Caferri e a Ruwaida Amer, una giornalista di Gaza in questo momento rifugiata nel campo di Al-Mawasi, che ha detto appunto: nella striscia li aspettavamo, solo loro hanno rischiato per noi. Attenzione, vi leggo soltanto queste 3 righe. Quanto servono gli aiuti della flotilla? Qui serve tutto, specialmente al nord. Ormai il nord è stato diviso dal sud. L'esercito israeliano ha tagliato la strada a una zona dove da settimane non arrivano aiuti. Presto mancheranno il cibo, l'acqua pulita, già non ci sono più le medicine, non ci sono neanche i dottori. Al sud c'è più cibo, ma solo per chi riesce a raggiungerlo o comprarlo a prezzi altissimi. La situazione è difficile anche qui, ma al nord è praticamente impossibile. A un certo punto la giornalista di Repubblica gli dice: il porto è stato distrutto, come avreste fatto a scaricare gli aiuti? E gli risponde: questo non lo sappiamo, sappiamo che già forzare il blocco sarebbe un segnale importantissimo per noi. Eccola qua la verità, con tutto rispetto chiaramente per Waida Amer, è rifugiata nel campo profughi, cioè non avrebbero potuto sbarcare quelli della flotilla perché non c'è più un porto. Le navi all'orizzonte, poi militari a bordo, 16 ore tra paura e rabbia dal ponte della Morgana, ragazzi, voi che questa notte avete dormito, vergogna, dormiglioni, dovevate stare accesi con la TV accesa sulle telecamere di questa flotilla in bianco e nero che ogni tanto diventavano nere. Allora la giornalista di Sky dice: perché? Perché stanno arrivando gli israeliani. Ah no, si è riacceso il video e non succedeva assolutamente nulla. Non è successo nulla in quelle telecamere, ma siamo stati per ore a guardarle queste cam. Intervista alla Russa, pagina 19 di Repubblica, miracolo, che errore abbattere San Siro, il futuro sindaco lo salvi. E si cambia argomento, per fortuna un altro errore del PD, direi quasi un orrore, il simbolo di Milano demolito ma soprattutto svalutato, regalato, con Forza Italia che ancora una volta occhieggia, fa l'occhiolino e anche un sorrisetto al Partito Democratico uscendo dalla sala per abbassare il numero legale. Giro, siamo sempre su Repubblica. Nozze forzate con stupri e droga, torna in Italia, fa arrestare i genitori. Questa non me l'aspettavo, ragazzi, mi hanno stupito quelli di Repubblica, perché questa notizia terribile che ricorda ciò che è accaduto a Saman. E beh, ragazzi, a pagina 21 c'è un paginone su Repubblica. Obbligata ad andare in Bangladesh per sposare un amico del padre, è fuggita dall'incubo, ora è protetta. I carabinieri di Rimini, a rientro in Italia, hanno liberato una ragazza di 20 anni obbligata dai genitori a sposare un loro amico in Bangladesh. Padre e madre sono stati arrestati. La giovane ha subito abusi e violenze dopo le nozze perché l'uomo voleva un figlio. È stata anche
drogata. La ragazza disperata al telefono, si sono presi anche il passaporto, non voglio finire come Saman. Non si vergognano quelli di Repubblica, loro che sostengono tutte queste belle cose, perché sono tradizioni, perché bisogna aiutarli e capirli. Non si vergognano. A pagina 21 un'intera pagina su questa triste vicenda. Sto scherzando, naturalmente, è da comprare Repubblica, soprattutto perché parla anche di te, Semivarin. L'obesità riconosciuta come una malattia, prima legge al mondo. Sono malato. Il Senato approva il DDL, istituita la giornata contro il body shaming. Ditemi che sono ciccione, provate se avete coraggio. Vi denuncio. Fascino e acciacchi, eccoli qua. I nonni influencer conquistano il web. È vero, è su Instagram. Ditemi che non seguite almeno un nonno. A pagina 25 del quotidiano Repubblica si fanno gli auguri a tutti i nonni e anche ai bisnonni all'ascolto, perché oggi è proprio la festa dei nonni. Auguri Papa Piero, auguri mamma Gabriella, auguri a tutti voi che ancora avete la forza e la voglia di darci dei consigli e di occuparvi molto spesso dei nostri figli, educandoli meglio di come lo facciamo noi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Un ciclone continua a influenzare parte delle nostre regioni centro-meridionali. Nel dettaglio, in mattinata le precipitazioni saranno concentrate soprattutto sul medio e basso versante adriatico, dalle Marche alla Puglia, anche se qualche pioggia potrà verificarsi pure su Calabria e Sicilia settentrionale. Andrà invece decisamente meglio altrove. Nel pomeriggio alcuni fenomeni potranno insistere prevalentemente sui medesimi settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto agli ascoltatori da Alberto Acerbis, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, andate, se volete, visitare il nostro sito olioacerbis.com, perché noi siamo in raccolta della bava di lumaca in questi giorni e prepariamo tutto quello che riguarda il mondo elicoidale della chiocciola. Quindi è disponibile lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free per la tosse grassa e la tosse secca, è disponibile gastro free per chi soffre di reflusso gastroesofageo, è disponibile tutta la linea cosmetica per l'inverno alla bava di lumaca, la conoscete benissimo, la Rimas, una crema straordinaria, chiaramente certificata da BioCert Italia, un prodotto biologico. Quindi il mio consiglio stamattina è questo: se avete tempo, se volete, olioacerbis.com, andate a vedere la sezione della cosmesi oppure dell'integrazione, ritrovate un mondo straordinario. Se posso, se mi va, se volete ascoltarmi, vi voglio bene lo stesso, andate e leggete bene per quanto concerne lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free. Guardate, questo è un prodotto che noi produciamo e consigliamo da 22 anni. Chi ci segue da tanto tempo lo sa, forse anche di più. Quindi olioacerbis.com, sezione, se volete l'olio lo ordinate, se volete i prodotti alla bava di lumaca, compreso gastro free per chi soffre
di gastrite, chi soffre di reflusso gastroesofageo, e in modo particolare dovete focalizzarvi secondo me su Bronco Free. Leggete e poi potete ordinare anche da lì. olioacerbis.com. Scrivete come ci è conosciuto Radio Libertà, perché io vi faccio un bellissimo regalo, perché lo meritate. Grazie, buona mattina, in alto i cuori, avanti tutta, Maimula Tenardur, ci vediamo alla prossima. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un omaggio a tutti i nonni con Il Guardiano del Faro, anno 1972. Questo pezzo, L'uomo e il mare, è una chicca, è uno dei pezzi forse meno conosciuti del Guardiano del Faro rispetto al Gabbiano Infelice, ad esempio. Un omaggio a tutti i nonni, quelli che hanno vissuto gli anni 70 anche musicalmente, e a chi magari mi ha passato anche questa passione per la musica. Certo, la frase di Simone, che ha 34 anni, giustamente è stata: ma è tutta così? No, io le devo dire le cose, sono un giornalista, Simone, sono un giornalista, ma è tutta così? E capite anche l'importanza di avere sempre un piede nel passato, nelle tradizioni, nella nostra terra, nella nostra cultura, cosa che i giovani e anche i meno giovani purtroppo non hanno. E a questo serve una radio come Radio Libertà, con tanti abbracci e saluti proprio a Federico Monti Arduini, che spesso e volentieri abbiamo intervistato e che trasmetteremo ancora nelle prossime settimane, perché il Guardiano del Faro è tornato a fare musica, e se non ci credete cercatelo su YouTube. Buongiorno da Sammy Varin, buona flottia a tutti voi, come va? Da schifo oggi, ragazzi, non ho mai
fatto tanta fatica a fare rassegna stampa. Non sono certo di arrivare alla fine, ma sono certo che adesso mando in onda un po' i vostri commenti, perché non ne posso più di Flotia. Senti un po' cosa dice questo? Non dice niente. A proposito di Gaza, Sì. io sono del 1941, Eccolo a lì. 3-4 anni. Ciao nonno. Però fa il messaggio. 1941, Eccolo, a sì. 3-4 anni noi siamo sfollati perché bombardavano Reggio, le industrie, e sotto c'erano bambini e c'erano anche dei civili, quindi sono i nostri liberatori. La guerra purtroppo è guerra, purtroppo. La guerra, è vero, e guarda il sindaco di Reggio come si è ridotto. Marcello, nelle altre nazioni questo tipo di scioperi non li fanno e non li faranno mai perché i sindacati hanno l'obbligo di rimborsare ai lavoratori le ore perse per gli scioperi. Cosa aspetta l'Italia a fare la stessa legge? Marcello, ne basta una che magari quando si manifesta e si rompe qualcosa paghi chi manifesta. Jimmy, mi auguro solamente che qualsiasi spesa fatta per riportare a casa questi deficienti venga loro stessi addebitata e non entri nel modo più assoluto tra le spese della collettività. Ma direi di sì, è come quelli che vanno in montagna con le scarpe da tennis e poi chiamano il soccorso con l'elicottero, è minimo che devono pagare. Auspico inoltre che le loro barche del cazzo vengano affondate, non esageriamo, ma il tonno che portavano era halal. Jimmy, ma non c'è il tonno halal, non l'hanno ancora inventato. Se non ci fosse una religione che basa tutto sullo sterminio di chi non la pensa come loro, ci sarebbero tra tutti questi casini e guerra, scrive Paolo. Se non ci fosse una religione che basa tutto sullo sterminio di chi non la pensa come loro. Guarda che importante questa frase. Alla fin fine questi di Hamas hanno nel loro DNA, ma è scritto anche, l'idea che Israele deve morire, non deve esistere Israele negli ebrei. E devo dire, per la proprietà transitiva dell'uguaglianza, non è che siamo tutti ebrei, ci mancherebbe, è anche noi occidentali, perché non la pensiamo come loro, non abbiamo la stessa religione, capito? Ieri vi confesso una cosa, ieri sera ho mangiato kebab. Sto male ragazzi. Sono prove di insurrezione dopo le prove del blocco Covid, di fronte anche alle farneticazioni di Landini e al silenzio dei suoi uomini. È purtroppo chiaro che ci vogliono portare alla guerra civile. Non è fantapolitica, ma anche razionale analisi. Prendiamone atto. Sai che Maurizio, mi fai paura, ma forse c'hai ragione, eh? Questi vogliono la guerra civile, vogliono far cadere il governo, vogliono far cadere qualunque opinione che abbiamo noi diversa dalla loro. Israele almeno avvisava la popolazione di Gaza di spostarsi in zone dove non avrebbe bombardato, le zone sotto le quali correvano i cunicoli dei territori di Hamas. Mafia and Company non ricordo che usasse simili cortesie, è vero, vi ho fatto l'esempio prima sbagliatissimo e mi scuso assolutamente, non voglio quereli di meridionali, è come veramente che noi per ammazzare andranghetisti, tutta sta gentaglia che poi non l'ammazziamo neanche, la mettiamo in galera e gli diamo il telefonino in mano, andassimo giù al sud con un mitragliatore e sparassimo a tutti i meridionali, È quello che stanno facendo gli israeliani sulla striscia di Gaza, lo posso dire? Ma no, è sbagliatissimo. È un esempio che ho voluto darvi per capire un attimo, perché io sto leggendo di tutto e vi metto sul tavolo ogni meditazione che c'è. Albanese è l'inviata di Hamas in Italia. Per comprendere cos'è albanese basta osservare il suo sguardo. Lo sguardo è lo specchio dell'anima, ragazzi, lo sapevo. Non guardatemi in radiovisione, per favore. Albanese non è altro che un escremento animale. No, body shaming, assolutamente, prendo le distanze. C'è anche un audio, sentiamo cosa dice. Buongiorno. La signora albanese, ancora l'albanese, che ha un titolo che in Italia si può conseguire in un'università, ma poi magari non so dove pratichi, perché un avvocato del genere non lo vorrebbe nessuno, ma secondo me è già prossima a commettere alcuni reati, non quello della libertà di pensiero, per cui può dire tutte le stronzate che gli pare, e le sta facendo, ma perché sta andando oltre.
Quindi io inizierei un pochino a controllare quello che dice e poi magari anche a creare le condizioni perché possa essere denunziata. Mi sembra una persona che non abbia nessun fondamento e la cosa peggiore è che prende soldi pubblici per dire queste puttanate. Se questa è l'ONU, allora chiudiamo l'ONU, così questa deve andarsi a guadagnare da lavorare in modo differente. Grazie caro, l'hanno chiamata la Vannacci di sinistra, penso un po' ragazzi, io chiedo scusa a Vannacci. Economia, pagina 28 di Repubblica, un'altra bella notizia ragazzi, ma bella davvero, non mi crede mai nessuno quando dico le cose. Conti, deficit al 3% già nel 2025, il governo vede la promozione UE. Sono finiti i tempi duri, basta batoste dall'Unione Europea, basta pagare perché sforiamo. Oggi il via libera al nuovo documento di finanza pubblica che anticipa la manovra, la legge di bilancio viaggia sui 25 miliardi, taglio IRPEF e rottamazione, le misure certe. Applauso! Grazie, ci applaudiamo da soli. Abbiamo sentito ieri Gusmeroli, ci sono veramente buone notizie per chi in cuor suo le tasse le voleva pagare ma non è riuscito, le ha denunciate ma non è riuscito a pagare tutte le rate. Il quotidiano La Stampa che titola Flotilla, l'Italia si blocca, e attenzione anche oggi ne vedremo delle belle. Attenzione, l'editoriale di Mattia Feltri, il suo buongiorno, che si intitola Sapere far sognare. Buongiorno Mattia Feltri, ma non te lo leggo perché sono di fretta e che cavolo. Entro all'interno e il governo tra ansia e ripicche non pagheremo per i rimpatri. E questa è una notizia. La presidente Crosetto sempre aggiornati, Tajani sente Saar, domani i primi voli. Tajani sapeva già tutto, che fine avrebbero fatto questi della flotilla, arrestati, rimpatriati, e c'è assolutamente. E la polemica con un bel riquadrone con l'immagine del grandissimo Bruno Vespa che ha detto: ve ne fottete di dare aiuti alle persone, bufera sulle accuse di Vespa agli attivisti, e volevano soltanto forzare il blocco. Ma abbiamo sentito anche da una che vive nei campi profughi nella striscia di Gaza che il porto a Gaza non esiste più, è stato bombardato, non c'è più, quindi la flotilla non avrebbe potuto neanche arrivare a distribuire gli aiuti. Per fortuna che c'è Cacciari, a pagina 7 del quotidiano La Stampa, l'hanno ritirato in ballo ancora. Flotilla è un'iniziativa giusta, da Trump un armistizio non la pace. Il filosofo dice: con l'accordo USA tra qualche anno in Israele ci sarà un'intifada permanente. E ancora, siamo alla completa destrutturazione del diritto. Israele non dovrebbe poter fermare le barche in quelle acque, e questa sarà la polemica delle prossime ore, vi avverto subito. Se ci fossero persone serie in Europa avrebbero messo le sanzioni come hanno fatto contro la Russia. E infine il governo è schierato sulla posizione americana, più di quello che ha fatto non poteva fare. Massimo Cacciari a pagina 7 del quotidiano La Stampa, che si occupa per fortuna anche di elezioni. Già, in Calabria la gazzacola te la tirano dietro, però sulla sanità in effetti qualcosina da dire ce l'hanno tutti. Pagina 17 della Stampa, l'agonia infinita della sanità. In Calabria la sfida elettorale si vince o si perde in corsia. Negli ospedali della regione mancano più di 3.000 tra medici e infermieri. Ragazzi, parliamo della Calabria, dove fino a un po' di anni fa il consuntivo dell'anno si scriveva sulla carta, si scriveva qualcosina, ma si tramandava a voce, certo. Un ricordo alla signora degli scimpanzé, a pagina 22 del quotidiano La Stampa. Addio alla celebre etologa Jean Godal, nota per i suoi studi sui primati. Con il suo lavoro ha rivoluzionato il nostro sguardo sul mondo animale. Jean Godal, nata nel 1934
nelle foto che vi faccio vedere mentre imita il verso dello scimpanzé Uruara e nel Parco Nazionale del Gombe in Tanzania. Lei che ci ha insegnato per prima come gli scimpanzé. Siamo noi, siamo noi. Giro la pagina e si parla anche sulla Stampa, ma anche su altri quotidiani del futuro con l'intelligenza artificiale. In questo caso parla il fondatore e CEO di Mistral, che dice parte la seconda fase della partnership con Stellantis, ma soprattutto l'intelligenza artificiale renderà tutto più semplice. Le auto del futuro saranno dei robot. Quest'oggi a pagina 27 della Stampa, ma ne parlano anche altri quotidiani dell'intelligenza artificiale, perché ormai ne abbiamo a che fare quotidianamente e non sempre ci piace e non sempre noi piacciamo all'intelligenza artificiale, ma serve in moltissimi casi. Il quotidiano La Verità: Israele blocca la flotilla, i sindacati bloccano l'Italia. Finisce l'avventura delle barche, la sinistra fa pagare noi. Caduta la scusa della consegna di aiuti alimentari alla popolazione affamata, i velisti si fanno abbordare dalla Marina di Tel Aviv senza ottenere nulla. Meloni, irresponsabili. In serata partono gli assalti alle stazioni. La CGIL è costretta a inseguire l'USB, te l'ho detto, sono stati bravissimi. A 35 millesimi di secondo dopo il primo abbordaggio avevo già ricevuto la mail che proclamavano lo sciopero. Ce l'avevano lì pronta. Domani sciopero generale improvviso, ragazzi, qui non lo dice, ma Salvini si sta preparando a una sorpresa. Finalmente portano via i bambini ai Rom. È bruttissima la frase, ma quante volte abbiamo detto: se io mi metto a fare certe cose semplicemente a chiedere l'elemosina con mio figlio in braccio, a parte che cado per terra perché è più alto di me, ma dopo 5 minuti me lo sottraggono e lo danno ai servizi sociali, magari quelli di Bibbiano che sono così bravi. Blitz dei vigili nel campo milanese dove abitavano i 4 ragazzi che ad agosto hanno investito una donna. Sì, non erano censiti, non esistevano per lo Stato italiano, hanno investito una donna con l'auto rubata, questi ragazzetti di 12 anni e meno. A Rimini arrestati 2 bengalesi, segregavano la figlia 18enne fino alle nozze combinate. Finalmente portano via i bambini ai Rom. Comunque la pensiate, qualcosa si sta muovendo. Mentre Paolo Del Debbio ci ricorda che l'inclusione stonata degli islamici, e molti di questi sono amici di Hamas, in pressing questa volta per abolire l'ora di musica nelle scuole. Vi mancava la collezione? Vi mancava. Penetro all'interno del quotidiano La Verità, quest'oggi ricchissimo, soprattutto perché a pagina 8 scrive: liberato il campo Rom dei baby killer, per svegliare Sala ci voleva il morto. Blitz dei vigili nell'accampamento milanese di via Selvanesco, dove abitavano i 4 ragazzini che ad agosto hanno investito una donna con l'auto rubata. Te l'ho detto, abitavano ma non erano iscritti all'anagrafe. Altri 10 in comunità. Né igiene né scuola. Mirella Molinaro ce lo ricordano come i ladruncoli vivono tra cumuli di rifiuti e non sono iscritti all'anagrafe studenti. Isolamento sociale e niente acqua per potersi lavare. Adulti denunciati. Ma subito sotto l'altra notizia del giorno terribile: segregata fino alle nozze combinate. A Rimini arrestati 2 genitori originari del Bangladesh, la figlia 18enne maltrattata e riportata in patria con l'inganno perché già promessa a un signore benestante. Insomma, i suoi genitori volevano diventare ricchi e l'avevano obbligata a sposarsi il ricastro di 10 anni più vecchio. Dove andiamo? Oh, tra pochissimo c'è il qui Parlamento, ragazzi, ma faccio un giro veloce sul Libero che titola quest'oggi Flotilla crociera infinita. La sinistra starnazza, gli israeliani fermano i marinaretti Propal, idranti contro gli equipaggi, a Napoli bloccata la stazione, a Roma occupate le strade, circo PD 5 Stelle e la CGIL vuole il caos, domani sciopero generale per la Palestina. In centropagina però, l'abbiamo vista negli scorsi giorni, presa di mira dai giornali antigoverno per l'incarico alla Fenice, controffensiva della Venezia, ora partono le
querele. Il caso del documentario Open Arms se ne occupa Marco Patricielli oggi su Libero, quei film che i Dem in Rai scordano di aver censurato. Ne abbiamo parlato ieri con Alessandro Morelli e torneremo certamente sull'argomento, ma adesso restate lì, ci fermiamo solo per qualche minuto perché c'è il Qui Parlamento e diamo la parola giustamente a chi ogni giorno combatte per noi in quelle aule. Simonetta Matone. Qui Parlamento. Vicepresidente, onorevoli colleghe e colleghi, oggi noi siamo chiamati a discutere ed approvare un provvedimento che riteniamo di portata storica, il decreto legge che reca disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e per la bonifica dell'area tristemente nota come Terra dei Fuochi. Questo provvedimento noi riteniamo essere dirompente rispetto alla reiterata e rituale divisione in materia di ambiente, lo abbiamo sentito orora, tra i buoni rappresentati dall'opposizione e i cattivi rappresentati dalla maggioranza, sgombrando viceversa il campo da fraintendimenti assolutamente voluti. Questo decreto non nasce dal nulla, rappresenta una risposta attesa da decenni dalle nostre comunità e trova il suo fondamento nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 30 gennaio di quest'anno, che ha richiamato l'Italia alle proprie responsabilità e nasce dalla necessità di presentare entro settembre un piano d'azione al Consiglio d'Europa. Ma nasce da una necessità morale e civile, che ne dicano i rappresentanti dell'opposizione, cioè quella di restituire dignità e futuro a un territorio che per troppo tempo ha pagato il prezzo della indifferenza delle istituzioni e il prezzo della violenza criminale. Fin dagli anni '80 intere aree del Casertano e del Napoletano sono state trasformate in discariche abusive a cielo aperto, oltre 90 comuni devastati, 33.000 tonnellate di rifiuti di ogni genere, anche tossici, anche pericolosi, e sversati in queste discariche improvvisate senza alcun controllo. E per cancellare le prove cosa si faceva? Si dava fuoco, di qui il nome Terra dei Fuochi, che sembra un nome poetico, ma in realtà è un nome orribile, che racchiude in due sole parole la ferita ambientale, sociale, politica più profonda del nostro Paese. Peraltro è nota a tutti la interconnessione consolidata e da un punto di vista giudiziario accertata tra gestione dei rifiuti e criminalità. Questo decreto legge interviene con decisione su più fronti, inasprisce le pene per chi abbandona i rifiuti e per chi li gestisce in maniera illecita, non più tolleranza verso comportamenti che mettono a rischio salute pubblica ed ecosistemi. Allo stesso tempo, con equilibrio e responsabilità, la Commissione Giustizia del Senato ha corretto alcune rigidità, evitando che meri errori formali commessi da imprese regolarmente autorizzate fossero punite alla stessa stregua di condotte criminali. E anche qui su questo punto c'è stata battaglia, è un giusto bilanciamento, e cioè colpire duramente chi inquina senza criminalizzare per partito preso, come si è fatto finora, chi opera nel rispetto delle regole, fuggendo dalle derive giustizialiste che hanno in questa materia afflitto il nostro Paese. Voglio richiamare alcuni punti qualificanti: multe fino a 33.000 euro per chi abbandona rifiuti urbani accanto ai cassonetti, confermo del veicolo se questo lascito viene effettuato attraverso un mezzo a motore, sanzioni più severe per l'abbandono di rifiuti non pericolosi, fino alla reclusione nei casi più gravi, introduzione di nuovi delitti quali quello di abbandono di rifiuti pericolosi e combustione illecita, con pene ovviamente aggravate se è messo a rischio l'equilibrio ambientale o la salute, previsione di pene accessorie per i condannati per gravi reati ambientali, interdizioni da licenze, interdizioni da autorizzazioni, da contratti pubblici, perché chi inquina non può continuare a fare impresa trattando con la pubblica amministrazione. Estensione dell'arresto in flagranza differita,
e dell'uso di agenti sotto copertura per i reati ambientali più gravi, rafforzando così le armi investigative contro i clan e le ecomafie. Ora il decreto non si limita soltanto all'aspetto penale, rafforzando il contrasto con norme più severe, ma interviene sul piano organizzativo e su quello finanziario. Vengono stanziati 15 milioni di euro per le prime attività di bonifica e rimozione dei rifiuti nella terra dei fuochi, sotto la guida del commissario straordinario. Si istituisce presso la Presidenza del Consiglio il nuovo Dipartimento per il Sud, con funzione di indirizzo e coordinamento strategico, segnando una scelta politica chiara che è quella dello sviluppo sostenibile del Mezzogiorno, che diventa una priorità nazionale. Questo decreto è il segno di uno Stato che si riappropria di un territorio che per anni è stato lasciato alla mercé della criminalità organizzata, ed è un atto di giustizia verso tutti quei cittadini che hanno respirato fumi tossici, è un atto di giustizia verso le famiglie che hanno visto crescere il numero di malattie legate all'inquinamento, cosa dimostrata da un punto di vista scientifico, e verso le generazioni future assai sensibili alla necessità di vivere in un ambiente sano. La lotta alla criminalità ambientale e la tutela della salute, lo ripetiamo, non hanno un colore politico, sono battaglie di civiltà che ci dovrebbero unire e che devono vedere, almeno ipoteticamente in quest'Aula, la più larga convergenza possibile. Certo, siamo consapevoli che non è un decreto legge da solo a sanare una ferita così profonda, serviranno un impegno costante, controlli rigorosi, investimenti tanto nelle bonifiche quanto nella legalità. Ma diamo un segnale chiaro: il tempo dell'impunità è finito e chi avvelena la nostra terra pagherà, e pagherà caro. Quindi concludo richiamando le parole che i cittadini della terra dei fuochi hanno ripetuto in tutti questi anni: vogliamo vivere. Ed è a questa richiesta elementare di vita e di salute e soprattutto di futuro che risponde il decreto che oggi esaminiamo, per il quale annuncio il voto favorevole della Lega Salvini Premier. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Per amore è un brano che celebra il dono della vita, intesa come un cammino che acquista senso nel realizzare il progetto unico e personale che il Signore ha pensato per ciascuno di noi. Contemplando il creato si percepisce chiaramente come ogni cosa abbia uno scopo. Gli uccelli cantano, gli alberi producono ossigeno, ecco, tutto concorre al bene. Così anche l'essere umano è stato creato per una missione. Questo io quello che penso, che ho scritto in questa canzone, ecco, un disegno d'amore orientato al bene del prossimo. Il brano nasce da un'esperienza mia personale, una ricerca interiore vissuta alla luce della fede di Gesù. Attraverso i suoi insegnamenti ho sperimentato che c'è veramente più gioia nel dare che nel ricevere. Questo è un po' il senso della canzone. Ringrazio Sammy e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Un abbraccio e alla prossima. Ciao. Siamo qui per amare, donare un sorriso a chi non ce l'ha. Siamo qui per aiutare chi è in lacrime e grida ho bisogno di te. Siamo qui per amore, questo viaggio è pensato per te. Più bello assai nel dare che ricevere. Un cammino da scoprire, una luce da diffondere. È il dono più grande di Dio, lo sai, è per te. Siamo qui per lottare
contro l'indifferenza e l'ipocrisia. Siamo qui per gioire, cantare, ballare, sognare, vivere. Siamo qui per amore, questo viaggio è pensato per te. Più bello assai nel dare che ricevere. Un cammino da scoprire, una luce da diffondere. È il dono più grande di Dio, lo sai, è per te. Vi do un comando nuovo, amatevi tra voi, come io vi ho amato, il Padre ha amato me. Rimanete nel mio amore, come tralci nella vite. Se questo voi farete, la gioia sarà con voi. Per amore questo viaggio è pensato per te. Più bello assai nel dare che ricevere. Un cammino da scoprire, una luce da diffondere. È il dono più grande di Dio, lo sai, è per te. Per amore questo viaggio è pensato per te. Più bello assai nel dare che ricevere. Un cammino da scoprire, una luce da diffondere. È il dono più grande di Dio, lo sai, è per te. Christian Music, musica cristiana. Una volta alla settimana, Sammy Varin, più o meno di giovedì a quest'ora, trasmette un artista che fa musica cristiana. Ci stiamo occupando in queste settimane di Marco Tanduo. Questa è Per Amore, fa Christian Music da 20 anni. Il 4 ottobre sarà a Verona, parteciperà al Festival di musica cristiana Il Mondo Canta Maria e ho già detto agli organizzatori di farmi avere gli artisti che li passo volentieri. Marco Tanduo il 10 sarà a Mestre, il 5 ottobre a Seriate in provincia di Bergamo. Seguitelo. Contro l'invasione islamica io passo musica cattolica. 7 minuti dopo le 9 del mattino, buona fottiglia a tutti da Sammy Varin. Ho detto fottiglia, ho detto fottiglia e non flottiglia, sappiatelo. E tra poco chiaramente ritorniamo all'argomento che vi piace tanto. Prima però vogliamo parlare di noi, parliamo delle nostre terre, dei nostri territori, perché succedono cose intanto nel nostro paese, mentre tutti i quotidiani italiani, solo quelli italiani, hanno almeno 10 pagine sulla flottiglia. Sapete dove vi porto? Vi porto in Sardegna. Lui è tra i migliori giovani under 30 che stanno cambiando il paese. Segretario della Lega Giovani in Sardegna, Federico De Ida. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti, è sempre un piacere essere i vostri ospiti, grazie per l'ospitalità. Ma che, grazie a te Federico, ci siamo rivisti a Pontida, è sempre un grande piacere soprattutto parlare della tua Sardegna e far arrabbiare molti sardi perché ogni volta ci scrivono, guarda, non ho fatto in tempo a iniziare subito, WhatsApp al 340 67 09 659. Partiamo dall'inizio però. Federico De Ida, cercatelo su Instagram, si sta occupando di Sardegna da molti anni, nonostante abbia soltanto... Quanti anni hai, Federico? 23 anni. Allora, Federico mi lascia sempre a bocca aperta, 23 anni, studia, ma soprattutto, ripeto, ama la sua terra. Mi spieghi questa cosa che sei stato eletto ancora perché è la seconda volta tra i giovani più influenti nel campo della politica, cioè tra quelli che veramente possono cambiare il nostro paese. Com'è successo? Io penso che succeda con il lavoro, con la dedizione, con la passione e il coraggio che metti in campo
in un ambiente, comunque in un lavoro che da molti giovani non è capito, perché sì, la politica prima è una passione, ma poi a certi livelli diventa un lavoro, ecco, e questo quello che dobbiamo in un certo senso fare, capire l'importanza, ecco, di quello che noi facciamo all'interno delle istituzioni, ma anche e soprattutto fuori dalle istituzioni. Quindi con la passione, col coraggio di portare avanti determinate tematiche, determinate istanze e il coraggio di dire ciò che non funziona e come vogliamo cambiarlo, questo può davvero in un certo senso cambiare il paese. Ecco, io non credo di essere uno che sta cambiando il paese, lo dico oggettivamente, perché a 23 anni non posso cambiare il paese, è oggettiva come cosa, però evidentemente l'impegno che si è notato durante questi anni di militanza dalla scuola di formazione politica curata dal senatore Siri, che ancora ringrazio, che è per me un maestro, perché poi tutto parte da un certo tipo di persone che trovano in noi magari degli elementi positivi e ci aiutano a farli emergere. Ecco, il senatore Armando Siri è una persona che mi ha permesso di creare e determinare una nuova consapevolezza di me stesso, mi ha fatto crescere, ed è ancora più bello quando tu ti guardi indietro e vedi in cosa sei migliorato, in cosa è cambiata la tua persona. E quindi dalla scuola di formazione politica, che è adatta a tutte le età, la scuola di partito della Lega, che consiglio a tutti, questo mi ha permesso di crescere, mi ha permesso di essere per il secondo anno consecutivo, perché poi questo premio è stato ideato 3 anni fa, le ultime 2 edizioni sono l'unico sardo è della Lega, cioè l'unico sardo premiato a Roma in collaborazione con l'Espresso Politica Magazine è della Lega. E questo è il messaggio forte che deve passare, ecco. E quindi penso che sia un orgoglio non solo per me, ma anche per tutto il partito a livello regionale, questo riconoscimento, che è un riconoscimento importante, è un onore, ma anche un onere. Perché noi abbiamo una responsabilità come giovani, che comunque siamo intervenuti anche di fronte a un certo tipo di platea, ecco. E per me è stato veramente un'emozione. È stato davvero emozionante, più che altro perché ci siamo trovati davanti a tanti ragazzi di tutti i partiti, non è che siamo soltanto di centrodestra e centrosinistra, ed è stato un momento di unione, secondo me, questo è importante, un evento di unione dove noi dobbiamo avere un obiettivo, e il nostro obiettivo, come l'ho ribadito nel discorso, è quello di riportare alle urne milioni di cittadini che ormai non vanno più a votare. Questo deve essere l'obiettivo della nostra generazione, riportare la politica in auge, riportare la politica a quello che faceva tanti anni fa e che ormai non fa più, ovvero parlare ai cittadini, parlare in termini semplici, risolvere i problemi e non litigare. Ecco, risolvere i problemi che abbiamo nelle nostre terre e senza pensare troppo a quello che succede lontano, lontanissimo. Abbiamo visto l'esempio di Gaza, con tutto il rispetto naturalmente per quello che sta succedendo, e non per la flotilla, ma per quello che sta succedendo sulla striscia di Gaza, le violenze, i morti, eccetera. Parlare di questo sotto elezioni regionali, abbiamo visto nelle Marche e abbiamo visto anche in Calabria che succederà la stessa cosa, cioè vincerà il centrodestra, i cittadini si girano dall'altra parte. Ma parliamo di Sardegna, perché c'è Max da Carbonia che mi ha scritto una meditazione molto lunga che io vi condenso, e Max ricorda che la Sardegna che amiamo, la nostra isola di sole, di mare, di spiriti liberi, è sotto assedio. Non parlo di invasori con spade e cannoni, no, parlo di emissari che arrivano da lontano con valigie piene di promesse verdi e tasche gonfie di soldi sporchi di guerra. Ci sono i galoppini di Zelensky, ma ci sono anche quelli, certo, che portano la guerra, le distese di cemento e metallo, i pannelli fotovoltaici, le pale che girano anche in mezzo al mare. Dove sono le voci che dovrebbero gridare basta lo sfruttamento della Sardegna? Quanti decenni che ne parliamo, governi di destra, di sinistra, e poi tutto è proseguito. Guardate alla cima della regione, Alessandra Toddi, la nostra presidente eletta con speranze di cambiamento, ma rivelatasi una leader non all'altezza di questa battaglia, una donna che in piena bufera di scandali, decadenza sfiorata per irregolarità nelle spese elettorali, conti correnti sospetti, rendiconti opachi, ha approvato una moratoria di 18 mesi sugli impianti rinnovabili, un contentino che sa di resa. Le pale eoliche soprattutto, e abbiamo visto anche degli attentati che riguardano i pannelli fotovoltaici. I sardi si stanno arrabbiando e chiedo naturalmente a Federico De Ida, tu che ci vivi in Sardegna, cosa sta succedendo?
Federico, perché qui i giornali italiani, e lo dico in senso dispregiativo, non ne parlano. Federico. Innanzitutto, o meglio, non è cosa sta succedendo, cosa non sta succedendo secondo me, perché a livello istituzionale c'è un'inerzia completa. La giunta è una giunta ovviamente bocciata per quanto mi riguarda e per quanto riguarda la posizione della Lega in Sardegna, perché in un certo senso la moratoria che tu hai citato è stata già dichiarata incostituzionale dalla consulta, quindi siamo già scoperti da quel punto legislativo. E inoltre è stata approvata una legge sulle aree idonee che è stata già impugnata e stiamo aspettando ovviamente il giudizio da parte della consulta in merito, e qualora dovesse essere dichiarata incostituzionale anche la legge sulle aree idonee, la Sardegna non avrebbe una legge che tutela il nostro territorio dalla speculazione energetica, ed è questo l'elemento fondamentale. Cioè noi rischiamo, per comunque quella che è una superficialità della Presidente Todde, di andare a non avere una legge che ci tuteli, ecco, in un certo senso un vuoto normativo in merito, quando invece di fronte a una comunque importante mobilitazione popolare che ha visto una comunque legge di iniziativa popolare, una proposta di legge di iniziativa popolare avere 211.000 firme a sostegno, che è la legge Portobello 24, la famosa proposta di legge, che non è stata mai discussa in Consiglio regionale, tra l'altro, e questo è il problema. Se noi abbiamo una proposta di legge firmata da 211.000 sardi, che è fondata sul nostro statuto, che il cui articolo 3, lettera F, ci conferisce competenza esclusiva in materia di edilizia urbanistica, che ci permetterebbe quindi davvero di tutelare il nostro territorio dalla speculazione energetica, bene, questa giunta ha deciso di non discuterla, tanto che si parla di democrazia partecipata, voto popolare, l'importanza della spinta appunto dei cittadini sui territori, poi non vengono ascoltati. E quindi quando noi ci lamentiamo del fatto che la gente non vada più a votare, è qui che noi dobbiamo trovare le motivazioni. E permettimi di dire anche che ovviamente la questione della speculazione energetica ha radici ben profonde, e questo noi dobbiamo spiegarlo ai cittadini, perché tutto parte dal famigerato Green Deal voluto dalla von der Leyen, dalla Commissione von der Leyen, dai regolamenti, dalle direttive UE. E quindi il lavoro che è svolto a livello europeo non deve passare come un lavoro di secondo piano, è un lavoro di primo piano, perché è lì che soprattutto combattiamo questo tipo di direttive, di regolamenti che vanno a danneggiare i nostri territori. È un dato statistico, una rilevazione del Sole 24 Ore per il quinquennio 2014-2019 sottolinea che il 60% della legislazione italiana derivava da direttive e regolamenti UE. E quindi c'è un'influenza importante anche sulla legiferazione sui territori che arriva dal Parlamento e dalla Commissione, e dobbiamo sottolineare questo. Quindi il lavoro che si svolge lì è fondamentale, però poi se noi ci troviamo sui territori una classe dirigente non all'altezza di andare a sbattere i pugni, soprattutto sui tavoli che contano, perché poi si tratta di questo. Noi dobbiamo andare a risolvere delle questioni che in Sardegna sono irrisolte anche da decenni. Però continuiamo a dire che dobbiamo cambiare la giunta, prima centrodestra, poi centrosinistra, c'è un'alternanza continua, ma quello che conta davvero è avere il coraggio di andare a battere i pugni nei tavoli che contano. Quindi la classe dirigente deve avere questa consapevolezza, non c'entra centrodestra o centrosinistra, c'entra avere il coraggio di andare a parlare con chi può risolvere questi problemi, perché certi problemi non sono risolvibili direttamente qui, e questa è la questione. Senti, noi siamo una terra di autonomia, abbiamo uno statuto speciale, ce ne vantiamo, in questo caso potevamo utilizzarlo però per difendere il nostro territorio, e non l'ha fatto la Presidente Todde. Senti, qual è il problema dei problemi? Il primo che sarebbe da prendere veramente con le corna? Sicuramente la questione dei trasporti e della continuità territoriale, perché sono questioni che vanno risolte però a Bruxelles, perché poi come sappiamo come funziona, è lì che noi dobbiamo avere il via libera. Ora poi abbiamo una serie di problemi che sottolineerò, anche se probabilmente rischieremo qualche querela, perché abbiamo avuto minacce di querela, non dico dallo specifico soggetto, però abbiamo criticato dei disservizi della compagnia Aero Italia durante questa legislatura, che sono stati evidenti, e abbiamo avuto minacce di querela dalla D della società. E quindi questo ci fa capire anche che siamo nel giusto, perché se ci minacciano di querela quando noi denunciamo dei disservizi sulla questione dei trasporti, passa anche un messaggio negativo, perché noi stiamo denunciando dei problemi che poi riguardano i cittadini sardi nello specifico, ma poi tutti. Ma chiaro, abbiamo visto signori, la Sardegna è sempre più abbandonata, le compagnie aeree la mollano, e prendere un traghetto per la Sardegna, ragazzi, spendi più che andarci in vacanza, cose inenarrabili che
che hanno soltanto un significato: business. Qui c'è qualcuno che vuole fare soldi sulla pelle dei sardi, e questa cosa non ci va più bene. Sì, lo so, Sammy Varin, tu fai parte certo di una radio che promuove il governo di centrodestra, eccetera. Beh, si deve fare di più, e si deve fare di più, lo diciamo anche ai sardi, certamente, che devono scegliere meglio. In questo caso la Tod, abbiamo visto, ha vinto per un miracolo, Tod 5 Stelle, centrosinistra, ma dobbiamo rimboccarci le maniche e fare questa rivoluzione vera in nome del popolo sardo, rivoluzione pacifica. Noi non spacchiamo niente, non distruggiamo, non picchiamo, eccetera. Federico, l'ultimo minuto con te. Cosa vuoi dire al popolo sardo e anche allo Stato italiano? Perché purtroppo autonomia sì, ma alla fine si pende sempre dall'Italia e vorrei dire ancora di più dall'Europa. Diciamo che al governo italiano faccio un plauso per quanto riguarda il ponte sullo stretto, perché io sono sicuro che ci sono centinaia di migliaia di siciliani a cui risolverà comunque il problema della discontinuità territoriale, perché poi è una discontinuità territoriale. Noi non possiamo avere un ponte, però spero che il governo abbia, e così sarà, un occhio di riguardo su questo nostro problema, visto che vi è stata un'attenzione specifica sulla Sicilia. Per quanto riguarda i sardi, io dico che noi siamo pronti a ritornare al capo del governo regionale, perché ora vediamo come si evolverà la questione della decadenza della Tod, che è ancora al vaglio ovviamente di quella che è la Corte Costituzionale, perché vi è stato un ricorso in Corte Costituzionale da parte della Presidente, ma l'Avvocatura di Stato già lo dichiara inammissibile. In primo grado è già stato respinto il ricorso circa quella che è l'ordinanza di ingiunzione della Corte d'Appello di Cagliari, del Collegio di Garanzia Elettorale, che appunto determina la sua decadenza, un'ammenda di 40.000 euro. Quindi siamo veramente agli sgoccioli. Qualora dovesse essere respinto di nuovo il ricorso dalla Corte Costituzionale e poi in appello, io penso che si potrebbe andare alle elezioni davvero a breve, se non diciamo marzo anno prossimo. Io più o meno questa è un'idea che ci siamo fatti, ecco. Quindi siamo pronti a avere una squadra, una classe dirigente che avrà il coraggio di risolvere i problemi per questa terra e di questa terra. Quindi dobbiamo semplicemente aspettare quello che è il giudizio degli organi in merito competenti, e noi saremo sicuramente, avremo il coraggio di portare avanti un programma non di tantissimi punti, ma di quei pochi che sono fondamentali per questa terra, risposte, soluzioni concrete e soprattutto una classe dirigente all'altezza di questo territorio. Questo è il problema. Troviamola, c'è, ne sono certo, e di questa classe dirigente sicuramente ben informato Federico De Ida, giovanissimo, della Lega in Sardegna, tra i migliori giovani under 30 che stanno cambiando il paese. Federico De Ida, è stato un piacere, invito la gente a seguirti sui social, ma noi ti seguiremo in modo particolare perché se arrivano notizie dalla Sardegna che si sta muovendo qualcosa, voglio che tu sia il primo a commentarle. Grazie Federico. Grazie Sammy, buon lavoro a tutti, buona giornata, è stato un piacere. Buon lavoro a Federico De Ida, buon lavoro alla Sardegna, buon lavoro alla flotilla, ragazzi. Che sta succedendo? 10 minuti senza parlare di flotilla. Intanto parliamo di sciopero generale. Salvini pronto a precettare domani lo sciopero generale, proclamato a sorpresa, mica tanto, da USB, CGL, eccetera. La statale è stata occupata pochi istanti fa, già ieri sera c'erano casini, poi si sono guardati intorno gli studenti e hanno detto: cazzo facciamo qua che non ci sono lezioni, veniamo domani. E allora sono tornati questa mattina. Israele aborda la flotilla, gli attivisti 19 le barche intercettate, altre 23 sono però in navigazione verso Gaza, sappiatelo. Mi ritufo in rassegna stampa e perdonatemi, ma cerco veramente di dare spazio a quello di cui gli altri non parlano, non vi voglio assolutamente annoiare. Pagina 3 di Libero, la sinistra sulle barricate, Conte, blocco illegale, Schlein, intollerabile, ma soprattutto, non lo sapevate, ieri sera il PD ha proiettato Free Gaza sul Pirellone, poco dopo le 20 sul grattacielo Pirelli, storica sede del Consiglio regionale della Lombardia, è stata proiettata la scritta Free Gaza,
Che va bene, magari io avrei messo tra parentesi Hamas fora di bal. I deliri della sinistra in rotta verso Hamas, un bel paginone a pagina 5 di Libero. Ginevra Bompiani abbraccerebbe i miliziani islamici. Albanese loda la loro rivoluzione globale e urla al fascismo. Oh, bellissimo sto paginone di Tommaso Montesano con tutte le frasettine. Bompiani, scrittrice, famosina, davanti a uno di Hamas farei come con Pertini, lo abbraccerei. L'albanese, l'eroina piddina, bisogna capirli, stanno animando una rivoluzione globale. Piccolotti, deputata di AVS, Israele blocca gli aiuti perché contengono troppe proteine. Fratoianni, I love you, da Israele atti di pirateria e di terrorismo internazionale. Come la pensate? Scrivetemi al 340 6709 659. Intanto il prof si ribella ai Propal, chi li sostiene vada via. Il caso veramente a pagina 6, Mezzacapo, insegnante di diritto del lavoro a Roma, contesta pubblicamente l'occupazione dell'Ateneo, svariati reati, se qualcuno condivide cambi facoltà. Ne parla oggi a pagina 6 il quotidiano Libero, ma soprattutto, visto che oggi è la festa dei nonni, ragazzi, lo vorreste un nonno così? Il comunista col Rolex, ne parla Francesco Storace sul Libero. Con la flotilla c'è anche un anarchico di 86 anni che vende orologi di lusso in Svizzera. Roberto Ventrella è il più vecchio partecipante alla missione, 86 anni. Il mio è un gesto educativo nei confronti dei giovani. Dobbiamo fermare le atrocità di Israele. Almeno appare simpatico. È il flottigliero più anziano della missione in viaggio verso Gaza, Israele, permettendo, e nelle vene gli scorre sangue anarchico. Guai se ti azzardi a dirgli che è una crociera un po' avventurosa, ti fulminerebbe con lo sguardo. Si chiama Roberto Ventrella, ha 86 anni, artigiano. Una passione, gli orologi di lusso che vende in Svizzera anche se viene da Napoli. Il Secolo d'Italia lo ha battezzato perfidamente come il comunista con Rolex, ma ci sta, e rivendica la sua appartenenza politica con fierezza. Non saremo certo noi a rimproverarglielo, in fondo avere idee può tornare di moda, anche se sono sbagliate, ma ora il suo problema, come tutti quelli della flotilla, è avercela a morte con Israele. C'è così tanta bellezza oggi in questo mar Mediterraneo, io credo che solo così, con la bellezza, si può distruggere tutto il male che sta facendo Israele. Dobbiamo andare avanti, assolutamente. Un gran poeta, in fondo. Di più, si dichiara attivista umanitario con forte impronta pacifista, con un orientamento politico che si colloca al di fuori dei partiti tradizionali, centrato sui diritti umani, la solidarietà internazionale, la resistenza civile non violenta. Occhio alla noia, però, gli vorremmo dire. Qua mi fermo, ma bello l'articolo di Francesco Storace oggi sul quotidiano Libero, visto che è anche la festa dei nonni. Un nonno così ci mancava. Ultima segnalazione dal Libero a pagina 13, gravi e infondate falsità sul mio conto, la Venezia ne ha abbastanza, ora querelo chi mi infama. La direttrice d'orchestra reagisce agli attacchi seguiti alla sua nomina al Teatro La Fenice di Venezia. L'avvocato Bongiorno valuterà possibili azioni legali. Dai che il più veloce entra in onda, chiamatemi subito 029294 7222. Pronto? Sì, pronto? Mi senti? Chiamo da Trieste. Prego. Allora, ascolta, le acque internazionali iniziano da 12 miglia in poi dalla costa di un paese. Questi prepotenti sono andati a bloccare la flottiglia a 100 miglia dalla loro costa. Sono dei prepotenti. La Lega avrebbe dovuto dire: questi sono in acque internazionali. Non ha più la forza neanche di dire questo. Siamo diventati dei lecchini di queste persone, dei sionisti e di questi americani guerrafondai. Grazie caro, questa sarà la polemica delle prossime ore, ve l'ho anticipato. Bravo Federico De Ida, così giovane, mi scrivono, e poi bravo Sammy, viva la musica cristiana, abbasso chi odia l'Italia e le sue tradizioni e chi si vende ai terroristi islamici con le pagliacciate tipo la flottiglia Poltiglia. Caro Silvio, ogni giovedì verso le 9 io trasmetto un artista che fa musica cristiana. 029294 7222. Pronto?
Eccone un'altra, pronto? Tutti caduti perché state chiamando tutti insieme, ma siete forti. Bravo Sammy, viva la musica cristiana, quanti complimenti. Mattarella non capisce che se non interviene subito sui finti scioperi di Landini andiamo incontro a una brutta storia. È vero, e Mattarella sugli scioperi la mai parlà. Devi intervenire subito, la verità è che vogliono buttare giù il governo. Governo, tieni duro, non dagli la soddisfazione. Pietro, te l'ho detto che Salvini sta preparando un sorpresone per Landini e USB. 0292947222. Pronto? Sì, Sammy? Ciao. Ciao, ascoltami. Due cose. Allora, la flottiglia, visto che se ne parlano in tutto il mondo, no? Poi gli italiani, vabbè, vanno da fanculo. Comunque, la flottiglia, gli israeliani bloccano la flottiglia, giusto? Stranamente è tutto organizzato. Noi italiani, quando arrivano i clandestini, delinquenti, terroristi dall'Africa, non li blocchiamo. Perché? Questa è la prima domanda, rispondetemi voi. Secondo, le elezioni, la pagliacciata delle elezioni, che sia di destra, sinistra e centro, no? Chi vince, è preoccupante che il 50, il 60% non vota più. Quindi chi va al potere non è il 20%, il 30%, sarà il 10, il 15%. Il 10, il 15% come fa a governare un popolo? Cioè, bisogna rifarle le elezioni se non superano il 50% della percentuale. Grazie caro, c'è da lavorare per arrivare al 50,1. Pronto? Ciao, sono Marco da Mantova. Prego. Ci stupiamo degli scioperi che ci sono in ballo in questi giorni, ma Landini l'ha detto l'anno scorso ancora, bisogna fare una rivolta sociale, e la rivolta sociale, approfittando di quello che sta succedendo a Gaza, la fanno con i Maranza, la fanno con gli anarchici, la fanno perché non hanno il potere, e quindi approfittano di cosa? Della sostanziale ignoranza di tanti studenti che, ovviamente non interessandosi di politica come il bravo Deida, di questo ne parleremo un altro giorno, vanno a far casino soltanto magari come facciamo noi per non andare a scuola. Tutto qua. Ciao Sammy, grazie. Occupata la statale pochi minuti fa, Roma migliaia in corteo, blocchi alle stazioni di Napoli e Torino. Chiaro che non possiamo dire che non siano reattivi questi di sinistra. Domani lo sciopero generale, gli orari e i settori, scrive il Corriere, ma non hanno fatto i conti con Salvini. Da Sammy Varin per il momento è tutto, io ritorno alle ore 11.